speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostro ospite Raffaele Baratto, candidato al collegio uninominale per la Camera di Treviso. Raffaele Baratto è candidato per Forza Italia, la coalizione di centrodestra. Ben trovato, grazie per essere nostro ospite. Ben trovati anche a voi e un saluto ai vostri radioascoltatori. Ecco, Raffaele Baratto è indubbiamente uno dei temi centrali del dibattito politico, ma insomma un po' di tutto. Tutta la discussione pubblica di questi ultimi anni, non solo relativa alle elezioni, parlo del lavoro, un lavoro che manca, qualche punto percentuale nell'occupazione è stato recuperato anche nel nostro territorio, ma questa secondo lei rimane un'emergenza anche per il nostro Veneto, la nostra Marca trevigiana? Sì, assolutamente sì, credo che sia una cosa non importante ma di più per il nostro paese e soprattutto per il nostro territorio. Oggi quando si parla lavoro si parla di imprese, io dico sempre che fare imprese in Italia è un'impresa, perché credo che una tassazione a questi livelli credo non ci sia in nessuna parte del mondo. Allora io credo ma sono convinto che bisogna assolutamente intervenire lì, perché se le imprese funzionano, funziona il lavoro, stiamo bene tutti e si crea benessere. Però se un'impresa ha una tassazione soffocante come quella che c'è oggi, credo che pian pianino gli imprenditori si arrangiano e vanno fuori da questo paese. Dobbiamo capire che a 1 ora e mezza di macchina nel nostro territorio abbiamo una pressione fiscale che è meno della metà della nostra, ma siamo in Europa, allora c'è qualcosa che non funziona. Allora sono convinto che chi amministra deve intanto intervenire sul lavoro, anche perché se creiamo posti di lavoro, se le imprese rimangono nel territorio, abbiamo dei servizi buoni, tutti quanti creiamo benessere, e questo credo che sia il punto di partenza per un paese che deve essere rispettato e si deve far rispettare anche a livello europeo. La strada secondo lei quindi passa attraverso la riduzione del costo del lavoro? Assolutamente sì, questo principalmente perché se le imprese vanno via ci sarà un motivo ben preciso. Guardiamo anche questi giorni che tentano di delocalizzare, lasciando a casa famiglie, lasciando a casa gente che ha bisogno di lavorare, perché qui si chiede di lavorare, non si chiede la carità, è una cosa ben diversa. Allora, quando c'è il lavoro la gente sta bene, però lo Stato deve tutelare chi lavora e le imprese che investono in questo territorio. Se no non c'è motivo che un imprenditore resti qui a investire o venga in questo paese ad investire. Siccome che abbiamo un paese bello, abbiamo un paese che ha dei servizi, perché da tempo, da sempre ci abbiamo creduto, allora bisogna tutelare chi che vuol fare impresa in questo benedetto paese. Senta Raffaele Baratto, il governo, gli ultimi governi, l'ultimo appunto della guida PD, a maggioranza PD, ma e anche quelli immediatamente precedenti, hanno attuato diverse riforme proprio su questa materia, sul tema del lavoro. Secondo lei bisogna cambiare questa legislazione, eliminarla, rivederla completamente? Ma credo che bisogna dare una scossa, ma credo che sia l'Europa che ce lo dimostra, perché se noi le aziende vanno su altri paesi europei dove hanno una legislazione completamente diversa dalla nostra, dove che quei paesi prendono soldi da parte dell'Europa e invece di rilanciare il paese in maniera corretta offrono alle aziende che sono negli stessi paesi europei di tassazione, capannoni, tutto a costo zero, c'è qualcosa che non funziona. Allora credo che per un rispetto a livello di paese, ok, verso l'Europa, innanzitutto sia questo, una grande scossa a livello fiscale, credo che sia il modo giusto per far ripartire questo paese. Porterebbe anche più
qualità del lavoro più stabile, insomma, si dice, certo, sono stati recuperati posti di lavoro, però molti di questi sono contratti a tempo determinato, comunque insomma precari. Secondo lei appunto questa detassazione che sollecitava può influire anche in questo senso? Ma penso proprio di sì, ma credo sia una logica, perché se noi diamo incentivi a spot, ok, creiamo un lavoro precario. Questo non è il sistema per creare lavoro. Sistema per creare il lavoro credo sia creare un sistema dove le imprese abbiano un vero interesse per investire in questo paese, anche se no rischiamo che se le imprese pian pianino si sfilano da questo paese, fra 15-20 anni non pagheremo più neanche le pensioni, perché se non c'è chi crea reddito e chi paga, chi è che pagherà i servizi fra 15-20 anni? Questo è il problema. Allora io credo che se noi capiamo che le aziende devono investire in questo territorio e non le lasciamo fuggire, ok? Creeremo territori ricchi e se no creeremo dei pochi imprenditori ricchi che vanno via dove il costo è molto basso e territori interamente poveri. Questo credo che non sia l'obiettivo per un paese che deve crescere. Grazie a Raffaele Baratto, candidato per Forza Italia alla coalizione di centrodestra nel collegio uninominale della Camera di Treviso. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi, l'invito naturalmente a seguire anche i prossimi spazi di approfondimento politico dedicati alle elezioni 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.